Noi abbiamo visto praticamente, abbiamo sentito un grosso rumore di acciaio, di ferro, di tubi che cadevano giù e poi abbiamo visto, ci siamo affacciati alla porta e abbiamo visto il tubo che si fermava sulla povera Smart della signora. La cosa che è stata peggiore è la poveretta la signora in macchina che si è vista il tubo arrivare. Andrea e Michele gestiscono il negozio di barberia a ridosso della rotatoria, dove in mattinata si è sfiorata la tragedia quando un tir di una vicina ditta ha perso 3 grossi tubi di cemento. Il mezzo pesante era diretto a Conegliano quando parte del carico è caduto sull'asfalto. Un blocco in particolare è rotolato fino a colpire la Smart di una donna di Susegana pronta a immettersi nella rotonda. Una scena quasi surreale, poi il sospiro di sollievo collettivo. Cioè il tubo quando è caduto proprio ha rotolato pianino e si è fermato sulla macchina. È stato mezzo miracolo perché non è caduto sopra. Miracolo che è andata bene a una nostra concittadina qua. Fai conto che una Smart ha preso il muso davanti e è cascato proprio giù davanti il muso della Smart. Fortuna, È andata bene. è andata bene. Miracolo o caso fortuito, a Ponte della Priula, snodo tra i principali della Marca, è stato comunque il caos. Sul posto polizia locale, pompieri, soccorso stradale con autogru. Per fortuna non ci sono state conseguenze per le persone, soltanto qualche disagio per la viabilità, però grazie a una ditta privata e ai vigili del fuoco, insomma all'opera di tutti, siamo riusciti a liberare la strada in tempi veramente brevi. Erano una cinquantina di quintali all'uno e niente, siamo riusciti a spostarli e ricaricarli nel mezzo e far defluire il traffico. Nonostante la tragedia sia stata evitata, si dovrà comunque fare chiarezza sull'accaduto. Rilievi e indagini sono in corso per capire eventuali responsabilità della ditta e dell'autista. Resta la sensazione diffusa di uno scampato pericolo. Io non faccio mai la rotonda in bici, sempre la ciclabile, perché la rotonda è cattiva.